Titolata ieri sera la piazzetta in fregio alla piazza Diodoro Siculo, antistante l'ex ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, al professor Giuseppe Iannuzzo, qualificato esponente della comunità agrigentina, in occasione del centenario della sua nascita, ove è stata scoperta anche una targa commemorativa alla presenza dei componenti della famiglia, dei figli Gianfranco, Patrizia, Gabriella, Elio e Cinzia, che per l'occasione si sono riuniti in loco insieme a tanti amici e collaboratori della rivista Agrigentini a Roma che il professore Iannuzzo aveva curato sin dal suo trasferimento nella capitale, tenendo sempre acceso il suo legame con la realtà agrigentina, per quanto sopra la giunta municipale ha infatti deliberato tale decisione. Gianfranco, oggi una manifestazione sicuramente interessante anche in memoria di suo padre. Sì, interessante, che ci inorgoglisce, non soltanto me ma tutti i miei fratelli, dopo di me Patrizia che è immediatamente dopo, Gabriella, Elio, Cinzia. Tra l'altro siamo riuniti qua tutti e 5 fratelli, come succede sempre nelle famiglie, ovviamente ognuno vive in posti diversi. Questa è stata un'occasione di grande gioia, anche perché arriva da una iniziativa voluta dai cittadini agrigentini, dai concittadini nostri, di mil padre, che come sai ha dedicato tutta la sua vita all'amore per la città e all'amore per il ricordo, per le radici, per l'appartenenza, e l'ha trasmesso a tutti noi. Aveva fondato a Roma un giornale che si chiamava Agrigentini a Roma e ovunque, e siccome era un fiume in piena, costringeva tutti i suoi amici a scrivere qualche cosa. C'erano letterati importantissimi, c'erano professori universitari, quindi questa cosa teneva vivo il ricordo della città e l'ha coltivato per tutta la vita, quindi che venga riconosciuto. Poi aveva un sogno, che era quello che almeno il centro storico si richiamasse Girgenti, così come si chiamava la città prima, quando lui c'è nato. Nel 29, come sai, poi dopo il fascismo volle evitare le città, si chiamò Agrigento, ma lui era nato a Girgenti, e il nostro sindaco Firetto, che stasera ci dà l'onore anche di scoprire questa targa, hanno intitolato questa bellissima villetta, questo bellissimo giardino alla memoria di papà. Quindi è ovvio che ne siamo orgogliosissimi e siamo contenti che sia stata un'iniziativa voluta proprio dalla città, dai cittadini, dal comune di Agrigento, dal sindaco, dagli assessori. Insomma è una cosa bella. Un ricordo in particolare della figura di tuo padre per magari i più giovani che non l'hanno conosciuto? Lui amava molto i giovani, lo sono stato anch'io molto giovane, e lui ci ha insegnato. Credo che la cosa più è la lealtà, l'onestà, il senso dell'onestà. Diceva una cosa come la diceva Corrado Alvaro, che invece è calabrese. Lui questa cosa la diceva sempre: non c'è peggiore sciagura che possa accadere ad una società che il convincimento che vivere onestamente sia difficile, o che vivere disonestamente sia la norma. Insomma, questo ci insegnava la lealtà dei rapporti, a essere onesti, a essere leali, ad avere gli amici, a coltivare le amicizie. Ci ha insegnato cose meravigliose che teniamo presenti tutti i giorni. È la volta di un figlio illustre cui sono profondamente legato, benché ci fosse una enorme differenza di età. Io da ragazzo a quest'uomo sono stato particolarmente legato. Ero tra quelli che veniva beneficiato gratuitamente dell'invio di quel famoso foglio che lui scriveva amabilmente e che lo legava a questa realtà territoriale. Ora l'idea del toponimo Girgenti per il centro storico di Agrigento, così come è stata Ortigia per Siracusa, come è stata Ibla per Ragusa, in realtà è vero che viene fuori dalle letture che tutti quanti abbiamo fatto di Pirandello e certamente dell'amore che per questo toponimo aveva anche Andrea Camilleri, ma a me l'idea venne fuori proprio da quest'uomo, che mi piace che oggi la città lo possa celebrare con uno spazio che sarà più avanti riqualificato e che da oggi in poi porterà il suo nome, il nome di quegli agrigentini che si muovono in silenzio, timidamente, ma che hanno un profondo legame con il proprio territorio. Noi andremo avanti se acquisiremo orgoglio di appartenenza. Quest'uomo aveva un grande orgoglio di appartenenza. Un bellissimo ricordo, ma più ricordo in quando io andavo a Roma, quando il professore Iannuzzo invitava
gli agrigentini di Roma e anche non di Roma, e faceva delle iniziative importanti sul piano culturale, e poi la conclusione della giornata romana era in un magnifico ristorante in cui tutti gli agrigentini romani si incontravano, parlavano, dicevano, discutevano, ed era veramente una grandissima opportunità trascorrere delle ore in tranquillità e anche in modo felice, perché gli agrigentini a Roma sono tanti e quindi era il momento dell'incontro specifico.